Benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuto a Marco Del Negro, sindaco di Basigliano. Benvenuto sindaco. Grazie per l'invito, buongiorno. Bene, allora passiamo subito al bilancio perché ormai è tempo di bilanci, quindi anche di tasse, eccetera. Ci spiego, quest'anno è un po' più complicata del solito, no? Sì, Però insomma... Diciamo che a Basigliano abbiamo chiuso il bilancio un paio di settimane fa in Consiglio Comunale ed è un bilancio sofferto, no? Come quello di tanti comuni, perché è evidente, ci sono certe cose che non si possono comprimere, certe spese, poi ce ne sono altre che esplodono, come in tutte le famiglie, ma purtroppo anche il comune è una grande famiglia, i costi delle utenze sono spesse volte più che raddoppiati, triplicati, eccetera. Ma i punti fissi su cui abbiamo cercato di tenere il punto era non aumentare l'imposizione fiscale e tributaria, quindi IMU e addizionale quest'anno non sono aumentate, garantire quegli stanziamenti che anche alimentano le attività, faccio un esempio, delle scuole dell'infanzia che abbiamo, che danno una risposta concreta alle famiglie, così come all'istituto comprensivo, e cercare di ridurre quanto più possibile tutta una serie di altre spese. Dopo ci sono degli aspetti tecnici che magari gli spettatori non interessa e altro, però noi abbiamo una legislazione sulla contabilità pubblica, no? Pensata per tempi normali, che però non batte sui periodi di crisi, no? E quindi solo nel comune di Basigliano, che è un piccolo comune, insomma, 150.000 euro bloccati, no? Per garanzie sulla riscossione di crediti, sono somme che in situazioni come queste avrebbero potuto essere utilizzate per alimentare e far ripartire l'economia locale, piuttosto che dare un supporto ai cittadini, piuttosto che anche assumere nuovo personale per mandare avanti opere pubbliche che ad oggi sono un po' congelate. Ecco, per dire che anche il legislatore, anche le norme dovrebbero essere loro prime a supporto dell'amministrazione, prima ancora che stanziare tanti fondi per dare tanti sussidi sparpagliati come è stato fatto negli anni scorsi. Ecco. Quindi il bilancio tiene, ma tiene in una situazione di difficoltà, ecco, con pochi margini di manovra anche per l'amministrazione. A proposito di rilancio, eccetera, il piano del governo che riguarda il piano di resilienza, no, di ripresa, eccetera, molti comuni sono in difficoltà, un po' per i tempi, no, che sono molto stretti, un po' anche per il personale che va staccato, o comunque sia del personale atto ad affrontare questi argomenti, e poi è evidente che ci sono dei progetti che bisogna individuare, qualcuno li ha, qualcuno non li ha. Come siete a Basigliano? Ma, il governo ha giocato anche in maniera, chiamiamola furba, no? Mettendo l'etichetta PNRR su bandi e su progettazioni di altra natura. E così Basigliano, che aveva presentato 2 domande di contributo per 2 interventi puntuali, uno nel polo scolastico e l'altro su una viabilità locale, se li vede trasformati in bandi PNRR con regole che sono un aggravamento delle regole ordinarie degli appalti, no? E quindi un carico di lavoro su uffici che sono già di loro in difficoltà. Tutti i nuovi bandi invece di fatto avevano delle condizioni, delle regole di ingaggio talmente complicate che comuni poco strutturati in termini di personale ma anche in termini in generale di organizzazione complessiva, no? Della disponibilità di aree piuttosto che di progetti già pronti, si sono trovati nell'impossibilità vera di farli. Forse questi bandi erano tagliati per organismi sovracomunali che se ci fossero stati e fossero esistiti, forse, almeno nel territorio del Medio Friuli, forse avrebbero potuto intercettare per conto di più comuni risorse importanti. Morale della favola, ai bandi attualmente usciti non abbiamo aderito se non in minima parte, stiamo cercando di portare avanti i progetti su risorse che sono risorse PNRR ma non sono quelle di questi bandi perché la complessità era tale per cui non era possibile proprio parteciparvi, salvo... Ecco, quindi praticamente anche sui lavori pubblici continuate con l'attività ordinaria in sostanza, Sì, no? c'è tanto, perché di fatto c'è tanto, i cittadini di Basigliano vedono che tante cose sono state raccontate e ancora in alcuni casi non partono, ma perché? Perché purtroppo siamo schiavi di un iter che ha più punti di farraginosità che invece di concretezza e uffici che hanno bisogno di tempi per poter maturare dei percorsi amministrativi e quindi tutto quello che è oggi in cascina verrà concretizzato nei prossimi mesi e allora sì che poi sarà l'occasione e il tempo per mettere altro grano e altra semente, no? Perché poi frutti. In questa fase purtroppo siamo arrivati al PNRR come tutti,
senza la dovuta preparazione, non tanto che non lo sapessimo, però è evidente, e si legge sui giornali, tanti colleghi anche lo scrivono e lo denunciano, se le strutture comunali sono così in difficoltà in termini di personale, è impossibile che in così poco tempo si possano concretizzare Ecco, milioni di investimenti. A proposito di personale, mi pare che lo status quo è come siamo lasciati tempo fa, insomma, no? Sì, l'altra volta... La Regione sta ancora aspettando, sta riflettendo sulla questione. Ho un'esperienza amministrativa da sindaco di 7 anni, insomma non è neanche... C'è chi vive l'esperienza amministrativa, però è da quella volta che si sente parlare della necessità di affrontare il turnover di chi andrà in pensione, no? Poi sono andati in pensione, si è sostituiti come si è potuto, ma non adeguatamente, no? In termini numerici, e quindi i comuni vanno in sofferenza nel non dare fronte, nel non far fronte alle esigenze che poi ha la cittadinanza o agli impegni che anche gli amministratori si sono presi, perché c'è poco da fare. È chiaro, quando uno prende degli impegni sa che magari... Quindi bisognava probabilmente arrivare ad una situazione di o concorsi gestiti in maniera diversa a livello sovracomunale, perché da soli anche i comuni non tutti sono queste famose EDR che dovevano spaccare il mondo, al momento non vediamo granché, no? Non vediamo granché per quanto riguarda un servizio di supporto alle scelte politiche di un'amministrazione locale. Le vedremo probabilmente maturare nel momento in cui faranno manutenzione sulle viabilità di loro competenza, che per l'amor di Dio va benissimo, perché quella è una parte, settori... ma non sono un ente di supporto alle politiche di area vasta, in cui invece i sindaci e gli amministratori locali possono avere e devono avere un ruolo di primo piano, no? Avremo tantissime idee, ma probabilmente avremo idee in cui dobbiamo sederci a un tavolo di pari grado e definire quali sono le cose su cui vogliamo forse investire. l'ANCI dovrebbe spingere un po' di più, forse, non so, vi trovate, avete qualche idea? Perché ci sono anche altri temi, anche molto importanti, sono impellenti, adesso sono contestualizzati, la questione della sanità mi pare che non è una cosa da poco, comincia un momentino qualche mal di pancia in più di qualche territorio, Seto Cividale, per esempio, no? Ma poi anche la zona della Bassa, insomma c'è un po' di fermento, insomma. Cosa ne pensa il sindaco? Sulla sanità vale quello che dicevo prima, no? Si sente parlare da tantissimo tempo, da troppo tempo, della necessità di investire su una sanità territoriale, no? Il Covid ci ha fatto capire che quanto più prossimi riusciamo a essere al bisogno del cittadino, quanto meglio garantiamo anche il diritto alla salute di questo cittadino. Però di fatto, concretamente, i temi della sanità vengono polarizzati tra le questioni tra chi ha un ospedale e chi non ha un ospedale. E quindi gli esempi che sono stati fatti sono quello, no? Negli incontri, il Medio Friuli non ha un ospedale, ma ha fatto una scelta consapevole di non avere un ospedale, per investire sulle politiche territoriali. E questi hanno fatto emergere anche un servizio sociale di eccellenza, che compensa in certi casi. Però è da troppo tempo che i sindaci sentono da un lato il cittadino che lamenta della carenza del medico di base, e Basiliano ne ha avuto un concreta... adesso mi pare che ne mancano parecchi, no? Ne mancano parecchi, però noi siamo stati 1 anno e mezzo senza medico di base, il cittadino, con tutto il rispetto, non va né dall'assessore regionale né dal presidente della regione, no? Va dal sindaco, e le risposte che noi possiamo dare evidentemente non ci sono. Non sono attuali perché gli strumenti non ci sono, ma poi anche l'offerta dei presidi territoriali, distretti, no? È molto scarsa ed è andata deperendo negli ultimi anni. Allora si fa tanto parlare di investimenti sulle strutture, ma se poi nelle strutture non ci lavorano profili qualificati, allora le strutture rimangono una scatola, un contenitore. Questi profili professionali qualificati non si inventano, come non ci si inventa in nulla, ma certamente in sanità non ci si inventa. La direzione dell'azienda sanitaria si impegna, promette nuove assunzioni, ma con quali tempistiche? Quale sarà l'orizzonte? Quindi secondo me anche in questo caso, sebbene poi sia inutile anche puntare dita per individuare responsabilità, però si arriva lunghi, si arriva a un bisogno che è già diventato problema e non abbiamo una soluzione. Certamente bisogna fare squadra in questi temi che sono alti. E sul tema squadra significa, secondo me, non aiuta certamente nell'individuare un medico, ma nell'avere un ruolo di collaborazione anche nella progettazione, no? Tra amministrazioni locali, regione, aziende sanitarie, diventa fondamentale, perché probabilmente quello che non può fare la sanità in un primo momento viene compensato in termini di risposta e di intercettare un bisogno prima che diventi problematica da altri attori, dal terzo settore, dalle amministrazioni, dai sindaci, dai servizi sociali.
Questo per prevenire il bisogno. E dopo c'è tutto il tema di quanto vogliamo investire sul territorio. Allora, se vogliamo investire sul territorio, su una medicina di territorio, non possiamo trascurare chi rappresenta il territorio, pro tempore, ma lo rappresenta, che sono gli amministratori locali. Diciamo così, tra virgolette, il capo della sanità in un comune, no? Diciamo che è quello che poi a cui squilla il telefono quando... tira una giacchetta, insomma, ecco. Sindaco, l'aumento delle materie prime, l'aumento anche dell'energia, eccetera, ha creato un po' una questione economica, diciamo così, di allerta, no? Noi vediamo molti comuni che sono vuoti in sostanza, no? A una certa ora della sera non c'è più nessuno, cioè c'è questo disagio, chiamiamolo col suo nome, no? Ecco, cosa ne pensa? Perché Basiliano sarà come un Paese di Prato, come anche Udine, insomma, si vede un po' dappertutto, insomma, tutta la zona. Ma io parto da quello che vedo, no? Che è quello che si diceva. Sì. Vediamo un commercio locale che soffre, paesi vuoti, poca partecipazione. Un po' sarà certamente figlio di una pandemia che ci ha disabituati a frequentare. Sì. E un po' certamente anche a una situazione che poi ciascuno vive nel suo personale di incertezza, no? Chi di difficoltà e chi non di difficoltà, ma certamente di incertezza. Allora, cosa si può fare secondo me in questi termini? Evidentemente gli strumenti di una pubblica amministrazione, come dicevo prima, sono limitati. Qualcosa è stato fatto tra aggregazioni, l'ambito dei servizi sociali ha avviato d'unanimità un'iniziativa per supportare le famiglie, un bonus per far fronte alle bollette. Come dicevo, il bilancio del comune chiude, ma riduce le spese altrove per consentire le spese di utenze. Quello che si può fare, secondo me, è creare condizioni agevolative perché certe attività possano insediarsi nei territori locali, fare in modo, agevolando, non so, la riduzione di certi tributi o balzelli locali sull'occupazione del suolo pubblico, perché le imprese abbiano quel minimo di respiro e facciano fronte. E poi c'è la necessità che le attività associative ripartano, perché solo ripartendo, abbiamo avuto l'esperienza, la fiera ornitologica la settimana scorsa, 2 settimane fa, solamente in quel modo la gente ritrova il gusto dello stare fuori. Anche di stare assieme. E allora lì probabilmente anche del rifrequentare le piazze. E prende un po' coraggio in sostanza, no? Assolutamente. Ecco, bene, allora con questo auspicio del sindaco di Basiliano, Marco Del Negro, che ringrazio per la partecipazione qui al punto. Grazie a voi. Sindaco. Grazie. Naturalmente ci vedremo una prossima puntata con un altro sindaco. Io vi ringrazio molto per l'affetto che ci dimostrate, perché mi arrivano molti messaggini, ma molti sindaci non possiamo invitarli perché sono in fase elettorale, quindi una volta superata questa fase vedrete che anche altri sindaci saranno qui in questo palcoscenico. Grazie ancora e alla prossima.